momento faremo vedere un piccolo filmato in cui è Dondora che ci parla. Grazie. Nessuna cultura primitiva è in grado di poter. Certo, noi abbiamo dei documenti, per essere più chiari, nell'arco di 4.000 anni. Il primo è con la nostra cultura, è cultura pastorale, anche se non ci sono pastori più, come una volta. Però la nostra è una cultura. Se mi chiedeste ma che cosa ha ispirato, potrei rispondere anche il silenzio della Sardegna, la voce del vento. In Sardegna suonano anche le pietre adesso, ma suonavano anche prima, perché chi è sardo sa che ci sono certe zone nelle quali vengono denominate delle pietre particolari. Pedra, traduco, pietra suonadora, pietra che suona. Oggi sono tutte i tipi di pietre, dal basalto, la trachite, il marmo, eccetera, il tufo. E con la musica nostra, quando usiamo il termine musica, comprendiamo la danza, il canto monodico a una voce, il canto monodico religioso, il canto polivocale. Non lo chiamiamo polifonico perché diversamente si confonde con i canti alpini che sono più conosciuti. E abbiamo la organologia che è un settore che si è conservato ancora integro. Io posso dire, questo lavoro l'ho fatto con una ricerca sul campo che è durata più di 40 anni e ancora è in corso, non terminerà mai, perché ci sono delle varianti, dei particolari. Allora cosa vi presento stasera? Strumenti a fiato, ne abbiamo diversi. Lo zufolo del pastore. Questi sono strumenti a bocca, prende il nome dall'imboccatura dello strumento. Strumenti ad ancia, le launetas, ma prima delle launetas abbiamo altri strumenti chiamati sas-venas, che vuol dire avena. Con quel termine in Sardegna vediamo molte realtà. Saena, una polla d'acqua sorgiva. Saena, un toponimo, il nome di una località. Saena, una treccia di peli di coda di cavallo, e così di seguito. Sarvenes più antichi delle launedas. Quando è una sola lo strumento si chiama saena, quando sono più di due sas-venas. Queste sono delle varianti del sas-venas, dalle quali abbiamo capito che il pastore sardo, pur non avendo frequentato corsi scolastici, sapeva benissimo che usando diverse casse di risonanza otteneva voci o timbri diversi. Qui utilizza un corno di bue e lo strumento si chiama bena con corno d'amore. Qui utilizza una zucca cava, una zucca vuota, bena con zucca o crocoriga o colcorigia a seconda della zona. Il materiale è diverso,
la forma è diversa e le voci saranno diverse, sempre tra gli E ora entriamo nel vivo di questa presentazione. In parte a me c'è appunto il sindaco di Tadasuni, il signor Livio De Ligia, al quale chiederei aver avuto parroco per 40 anni in Ondore, con questa grande passione musicale, sarà sicuramente la sua popolazione una popolazione ricca di iniziative, di fermenti culturali e di ricordi legati proprio al territorio. Assolutamente sì. Si sente, sì? Perfetto. Intanto un saluto a tutti i presenti. Io porto da parte dei cittadini di Tadasuni, dell'amministrazione che io rappresento oggi qui, un saluto calorosissimo a tutti quanti presenti. Ringrazio l'assessore attuale che è già andato via per gli impegni che chiaramente aveva già preso comunque in concomitanza con questo. Ringrazio tutti quelli che hanno comunque stanno partecipando e collaborando a questo evento, alla manifestazione che è iniziata sì l'11 settembre a Tadasuni e prosegue qui oggi a Brescia, no? Che ci ospita. Mi sento quasi come più vicino, circondato di tante chiocce che un po' mi sostengono, mi coccolano in questa iniziativa che noi abbiamo subito sposato, siamo andati subito in sintonia con Silva attorno a quest'opera, per ricordare D'Ondore, per sostenerlo quando lui ancora era in vita. Infatti da subito abbiamo creduto in quest'opera, in questo lavoro, e immediatamente ci siamo attivati nel sostenerlo economicamente, nel sostenerlo moralmente, con tutte le iniziative possibili quando lui ancora era in vita, e poi chiaramente è venuto a mancare. Ci sarebbe piaciuto, ci avrebbe fatto molto piacere poterlo presentare con lui, assieme a lui. Lui era veramente un anfitrione, no? nel dialogare, nel presentare, nel proporre quello che ha fatto per 50 anni. Parlare di Ondore non è facile, non è semplice, si corre il rischio di essere banali, di cadere veramente nella banalità, perché lui sì, è stato prete per quasi 50 anni a Tadasuni, mi ha battezzato, mi ha crisinato, mi ha quasi sposato, avevamo un accordo segreto con lui per il mio matrimonio, e in un certo qual modo, se oggi sono qui, un po' lo devo a lui, per diverse situazioni che sono appunto create nel nostro paese. Perciò dicevo, non è facile parlare di lui, della sua figura di prete, di parroco, di uomo. Lui non era soltanto uno studioso della musica tradizionale sarda, lui prima di tutto era antropologo. Lui veramente quando è arrivato, questa passione sicuramente ce l'aveva già, ma quando è arrivato da noi si è proprio immerso in quelle che sono le nostre ballate, no? E si è trovato come se fosse proprio in un brodo primordiale, dove tutti i pastori, tutta la gente comune, forse anche dovuto al territorio, soprattutto con gli strumenti a fiato, a canna, lavoravano, facevano questi strumenti, queste cose, anche per i bambini. Per noi, mi ricordo di mio nonno che realizzava queste cose e ce le dava come se fossero dei giochi. E lui, sotto quel punto di vista, proprio come antropologo, è riuscito a capire, a entrare in quelli che erano le cose che noi quasi banalmente, no? Faceva i nostri genitori, i nostri nonni, e ne ha capito l'essenza, e ha tirato fuori da con questa sua grande passione per la musica quest'opera che a parer mio non rappresenta Tadasuni, non rappresenta il nostro territorio, il Guicero, la provincia di Stano,
ma rappresenta tutta una terra, tutto un mondo, tutto un continente, il continente dei sardi, del sardo. Per me la Sardegna è un po' un continente, per la varietà che c'è nell'isola. Perciò, ripeto, parlare di lui un po' si corre il rischio di essere banale. Io credo che Silva sia riuscita in questo libro, contenitore, che a me non piace chiamarlo contenitore. Io due DVD che sono la parte più a me invece piace chiamarlo con un altro termine, per me è quasi uno scrigno, è quasi uno scrigno che raccoglie una parte di quell'essenza importante che lui ha voluto comunicarci, che ci ha regalato in tanti anni. È sicuramente una traccia importante, è sicuramente un primo tassello che servirà per coronare degnamente quello che è stato il suo lavoro come antropologo, come etnomusicologo, come parroco, che noi abbiamo avuto l'onore e l'onere, avremo spero, di ospitarlo in vita, di poterlo ospitare e onorare la sua memoria in futuro, portando avanti quelli che sono i progetti che anche il Presidente del Rotary ha anticipato. Noi abbiamo tanti progetti in comune attorno alla figura di Dondore, perché un lavoro così importante io credo che vada sostenuto, vada affiancato da tutte quanti le figure politiche, trasversalmente. Non esiste qui un partito, non esiste nulla attorno a una figura di questo livello, di questo spessore. La cultura, questa cultura che ci ha in un certo qual modo oggi portati a quello che siamo oggi, sicuramente ha contribuito in modo veramente importante, anche affinché tanti musicisti che operano in diversi settori. Io ho avuto l'opportunità di conoscere tanti musicisti, lo stesso Gavino Murgio, un jazzista ormai a livello internazionale, che si è appassionato agli studi, ai lavori, ha studiato sui libri da Dondore, ha fatto tesoro di insegnamenti, ma non solo lui, tanti altri, Paolo Fresu, Renzo Favatta, tutti i jazzisti sardi che ormai sono personaggi a livello internazionale, che hanno studiato e apprezzato, hanno avuto modo di apprezzare il lavoro che Dondore ha fatto in tanti anni di ricerca. Io credo che sotto questo punto di vista noi in Sardegna abbiamo ancora tante persone che stanno magari ognuno nel loro modo proseguendo quel lavoro di ricerca, di sviluppo della musica, delle armonie. Dondore era sicuramente un personaggio importante, lo era, lo è stato e lo sarà, perché noi lo continueremo a sostenere la sua figura, mi auguro supportato anche, ma sicuramente così, dalla famiglia. Perciò ringrazio Maria Rosaria che oggi è qui con noi, anche gli altri parenti di Dondore che oggi non ci sono anche per altri. Perciò niente, io credo credo di aver ringraziato tutti, forse non ho scordato nessuno. Chiaramente per ultimo devo ringraziare lui che in un certo qual modo ci ha riuniti qui tutti assieme, no? Ci ha dato la possibilità, l'opportunità anche di conoscere, di confrontarci. Io prima parlavo con qualche rappresentante, collega, sindaco, assessore qui lombardo, della provincia, ci siamo scambiati delle idee. Ben venga, noi siamo molto positivi, molto aperti, propositivi a scambi, a iniziative che potremo avere in virtù appunto di queste manifestazioni attorno a questa figura. Perciò vi ringrazio tutti e in questo momento penso sia giusto e doveroso far parlare chi ha costruito la fautrice di questo lavoro, che con tanta perseveranza ha inseguito questo obiettivo e l'ha raggiunto, io credo in pieno. Grazie. Grazie a tutti.
ringraziamo il sindaco di Cadasuni e adesso passiamo a Maria Rosario Dore, che eredita, penso, un grande peso, ma credo che lo zio abbia dato anche la forza e l'istruzione per ereditare questo peso. Grazie. Buongiorno a tutti, vi porto un caloroso saluto dalla Sardegna, indistintamente a tutti. Un saluto e un ringraziamento alla Silva Marras, al signor Bettoni e al sindaco di Cadasuni, sempre presente, lo sottolineo in rosso, in qualsiasi circostanza, sul palio di mio zio, sempre molto molto fedele. E all'esperto di musica Gerardo Ferrara, al musicista e studioso di Launeddas, il maestro Luigi Lai, nonché caro amico di mio zio. Vorrei salutare anche il presidente del Circolo dei Sardi, il signor Siddi, il presidente del Rotary di Brescia, non so se è presente, e il presidente del Rotary di Macomer. Chiedo scusa per la mia emozione, ma credetemi, quando nelle vene scorre lo stesso sangue non è facile. Silenzio! La mia presenza in questa sede vuole essere un ringraziamento alla persona di Silva Marras per aver onorato la memoria di mio zio e per aver girato questo documentario che mette in risalto un aspetto culturale prezioso della nostra Sardegna. Il magnifico intento di salvare le immagini degli strumenti nella loro sede museale e offrire il racconto di questa meraviglia dalla viva voce del protagonista è stato sicuramente lo scopo principale, a mio avviso, a cui va il merito della scrittrice. In tal modo si è riusciti a salvare quello che poteva essere poi solo un ricordo destinato magari a svanire nel tempo. È stata un'autrice premurosa, attenta a riportare fedelmente le frasi significative e autentiche del protagonista nel rispetto dei concetti, accogliere anche il più piccolo stato d'animo del protagonista, nonché anche l'intuito del disagio per uno stato di salute precario alla fine. È stata veramente grande nel raccontare l'incontro con mio zio, il coinvolgimento emotivo, cogliendo l'essenza di mio zio, che credetemi non era di semplice interpretazione. Lui era il fratello piccolo di mio padre, erano orfani in tenera età, cresciuti negli anni 30 con numerose problematiche, ma sicuramente con una grande intesa fraterna che fu la costante che gli permise ad entrambi di affrontare la dura prova della vita. Lui da bambino ebbe la vocazione sacerdotale, quindi mio padre, il fratello maggiore, avendo solo 2 anni in più di lui, decise di accogliere, di accontentare la sua scelta e quindi decise pure di offrire tutto il suo lavoro al fratello e sicuramente tanto affetto. Questo affetto non declinò mai nella loro vita, li unì per sempre e fu forse la forza determinante su tutto. Comunque grazie a questo cammino sacerdotale che lui poté coltivare anche la sua passione, appunto abbinando il cammino etnomusicale.
Furono molte le occasioni di feste paesane e non, chiaramente, in cui lui poté crescere la sua ricerca e i suoi studi musicali, apprezzare anche le tradizioni, insomma, della nostra isola, grazie anche alla sua capacità di rapportarsi con gli altri in qualunque situazione. È stato uno zio molto vicino, sempre presente, premuroso con discrezione, riservato e pronto al dialogo nella giusta misura. È stato molto affettuoso, molto protettivo, concedetemelo, sempre pronto a tirare su il morale. Anche nella lettera del sindaco di Tadasuni, su richiesta dell'autrice presente nel libro, c'è il ricordo profondo. Sottolinea alcuni aspetti della sua personalità, definendolo un cittadino illustre. Che lustro ha dato a Tadasuni? Lui ci ha lasciato come eredità un grande insegnamento, un insegnamento importante, che è conservare le tradizioni e apprezzare le ricchezze della nostra cultura, quella che ci regala la nostra cultura. Questo per non perdere la nostra identità. Lui era, come dire, era molto concreto, era estremamente trasparente, insomma, quello che pensava lo trasmetteva. L'autrice del libro ringrazia l'autore per aver regalato il fascino del suono del suo museo, descrivendolo come realmente era, cioè aperto alla gente, comune e non, perché era frequentato da studiosi, frequentato da persone che non avevano un minimo interesse alla musica, ma comunque spinti dalla curiosità andavano a visitare il museo e forse uscivano anche un po', insomma, come dire, appassionati, provenienti da tutte le parti del mondo. Era visitato da circa 35.000 persone all'anno. Era meta di studenti generalmente, insomma, delle scuole medie e superiori della Sardegna, ma è stato visitato anche da alcune scolaresche provenienti dal resto d'Italia, insomma. Era un museo interattivo, ma soprattutto vivo perché lui prendeva qualsiasi strumento ci fosse presente nel museo e riusciva a suonarlo, insomma. Quindi si sentiva la voce dello strumento, come diceva lui. Quindi tutti gli strumenti emettevano melodie che esprimevano potenzialità inimmaginabili alla sola vista, dice l'autrice. Era proprio l'antelitteram delle odierne trasmissioni culturali. È stato un sardo che attraverso la riscoperta di questo tesoro musicale ha fatto vibrare l'anima di un popolo fino a renderla un patrimonio universale. E, a mio avviso, grazie all'autrice di questo libro, questo patrimonio potrà essere conosciuto, studiato e trasmesso alle future generazioni. Concludo ringraziando nuovamente tutti per la presenza, per aver onorato mio zio, in particolare, concedetemelo, i suoi cari amici che sono venuti qua dalla Sardegna. Grazie di cuore.